Inter-Napoli 2-2, ma il risultato racconta davvero davvero poco, perché la sensazione è che il Napoli abbia giocato da grandissima squadra e sia rimasta anche un po' con l'amaro in bocca. E questa è la mia analisi a freddo. Bene, bentornati su Calcio Espresso, ragazzi, bentornati in questo format dove cerchiamo di analizzare o comunque di guardare la partita a mente fredda, senza l'adrenalina del momento. Io ho smaltito un pochino l'adrenalina di ieri sera, sono rallentati i battiti, mi sono preso qualche caffè in più, che non fa proprio rallentare i battiti, ma lasciamo perdere. E adesso possiamo fare due chiacchiere su Inter-Napoli. Perché ho iniziato il video in questo modo? Perché ho detto che il risultato racconta poco? Perché in 2 giorni che precedevano la partita di questo big match, insomma, di Inter-Napoli, ho letto e ascoltato di tutto, di un Inter che doveva praticamente sotterrare il Napoli, doveva mandarlo a -7, che l'Inter è la grande squadra, il Napoli è sempre stata una provinciale e che quindi quasi in alcuni momenti sembrava non avesse nemmeno il diritto di potersi giocare partite del genere. Insomma, pareri molto 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 borderline, e quindi io ho iniziato dicendovi il risultato non racconta tutto. Perché? Partiamo dall'inizio della partita, perché il Napoli approccia in maniera da grande squadra, con una personalità incredibile, con un gioco insomma che sta diventando, permettetemelo di dire, anche bello da vedere, perché quello su cui viene rotto i coglioni più di tutto Conte è sul gioco, perché le squadre non ha gioco, non sa giocare, non è calcio, bla bla bla, ma in realtà da diverse partite a questa parte stiamo vedendo anche un bel gioco, anche un gioco di palleggio, mi permetterei di dire, perché nei primi 10 minuti io vi dico che il Napoli, dal mio punto di vista, ha praticamente palleggiato in faccia alla prima in classifica a casa sua, e ditemi naturalmente se non è poco. Però il calcio è strano, il bello del calcio è che non puoi mai essere in controllo totale ed essere in totale sicurezza. Infatti purtroppo per noi naturalmente, per gli interisti è stato meglio così. Sulla prima palla persa da parte di Scott, sul recupero di Zielinski, alla prima occasione vera, in realtà la prima occasione al primo affondo dell'Inter, l'Inter segna con un diagonale di Di Marco, quindi questa cosa poteva tagliare un pochino le gambe al Napoli. Quindi vai giù, fino al gol, altro che attendisti, altro che provinciali, altro che squadra incerottata, altro che squadra che ha vinto dei campionati per caso, perché mi sono sentito dire, anche questo ho sentito dire, nel senso li ho letti, naturalmente ci siamo capiti. È una squadra che è entrata veramente da campione d'Italia in campo e che stava cercando di fare la sua partita. Episodio del gol, episodio nel senso errore nostro, ripartenza e gol dell'Inter, che poteva tagliare un pochino le gambe, e in effetti nei 10 minuti successivi al gol il Napoli un pochino ha sbandato, naturalmente, insomma c'è stata qualche imprecisione di troppo, un po' di frenesia, un po' di soggezione, chiaramente, insomma, di aver preso una botta al primo affondo. Poi piano piano siamo ritornati in partita e ci siamo ritornati bene. La partita si è equilibrata totalmente in quel momento. Poi c'è stata la bella manovra sulla sinistra da parte di Spinazzola ed Elmas, che hanno veramente duettato alla grande. Elmas la mette in mezzo e Scott pareggia, e lì, anche meritatamente dal mio punto di vista, abbiamo pareggiato a un certo punto, e lì, diciamo, la partita si è messa totalmente in equilibrio fino alla fine del primo tempo. E voglio dire questa cosa perché veramente li stiamo massacrando praticamente da 2-3 stagioni a questa parte, quest'anno ancora di più. È stato un primo tempo colossale da parte dell'arbitro Doveri, veramente arbitrato in maniera pressoché quasi perfetta, oserei dire, molto all'inglese, come in realtà piace tantissimo a me, fischiando pochi falli, non fischiando determinati contatti che in Italia si fischiano sempre. Infatti il gioco, lo spettacolo ne ha beneficiato, chiaramente grazie anche alle due squadre che sono state in ogni caso molto 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 corrette in campo. Quindi grandissimo primo tempo finito in parità, due squadre che hanno giocato benissimo, il che faceva presagire chiaramente a un secondo tempo praticamente uguale. Per continuare a sottolineare appunto la personalità che ha avuto il Napoli nel giocare a San Siro ieri, è anche l'ingresso in campo nel secondo tempo. È entrato praticamente con la stessa testa, se non migliore, rispetto all'inizio partita, e questa cosa io veramente mi ha fatto piacere, veramente mi fa ben sperare in generale, perché al di là della partita di ieri io cerco di valutare le cose a 360 gradi, quindi determinati atteggiamenti a me fanno piacere non tanto per la partita in sé, ma per tutto il proseguo anche della stagione e per gli anni a venire sostanzialmente.
perché è entrato con la stessa testa, ha ricominciato a palleggiare, ha ripreso totalmente in mano il centrocampo, il controllo del pallone, il controllo del gioco, e ha avuto anche un paio di occasioni colossali il Napoli dopo aver preso il controllo del gioco, con Højlund che si era un po' defilato nonostante se n'era andato quasi in campo aperto da solo e quindi poi non è riuscito ad avere un tiro molto felice, e il colpo di testa di Di Lorenzo praticamente completamente da solo in area di rigore. Quindi tutto questo faceva presagire che il Napoli potesse provare realmente ad affondare il colpo nel secondo tempo. Poi cosa succede? Chivu fa i cambi, e qui devo dire la verità, c'è stato, a parte la possibilità di fare molti più cambi da parte dell'Inter rispetto a noi, che c'è sempre la solita filastrocca che il Napoli non si dovrebbe lamentare, non ci dobbiamo lamentare perché chiaramente è stato speso tanto in estate, quindi dato che è stato speso tanto in estate noi ci dobbiamo stare solo zitti perché i giocatori ce li abbiamo, sì, ma in questo momento abbiamo circa 5, 6, 7 titolari infortunati, titolari, non diciamo rincalzi sostanzialmente, quindi un pochino ci lamentiamo perché comunque non è che abbiamo chissà quali cambi, e dico questo perché con i cambi Chivu cambia momentaneamente la partita. Cioè, gioco di parole, cambia momentaneamente la partita, soprattutto perché inserisce Mkhitaryan, togliendo un Zielinski un po' spento nel secondo tempo, perché il primo tempo ha fatto un grande primo tempo Zielinski, diciamo, giusto per ritornare leggermente a volo sul primo tempo, toglie uno Zielinski un po' spento e mette Mkhitaryan che riesce a dare un po' più di geometria, insomma, al centrocampo dell'Inter, riescono a palleggiare un pochino di più e riprendono un pochino in mano la partita, semplicemente facendola tornare totalmente in equilibrio, soprattutto a centrocampo. E Mkhitaryan sconvolge un po' la situazione e si procura il rigore in area di rigore chiaramente del Napoli, che permette all'Inter con Çalhanoğlu di ritornare in vantaggio. Episodio del rigore, ragazzi, che sta facendo discutere anche questo. Per l'ennesima volta discutiamo su un rigore, insomma, in Serie A, che purtroppo da regolamento ne hanno fischiati diversi di rigori, sia quest'anno sia l'anno scorso in questo modo. Poi si potrebbe, come al solito, discutere sul fatto che Mkhitaryan in realtà la giocata l'aveva già fatta, quindi poi avendo fatto la giocata ha messo il piede e Rachmani ci è andato con lo step on foot sopra, quindi poteva non essere rigore perché la giocata era già stata fatta, è rigore perché c'è lo step on foot. Ovviamente ognuno di noi può vedere le cose in maniera diversa. Io dico che purtroppo è rigore, soprattutto per come viene interpretato il regolamento quest'anno. Ne sono stati chiamati già altri simili non sono stati chiamati, e questo è il motivo per cui nascono determinate polemiche. Però io stesso in diretta, senza ne vedere nemmeno il replay, io vi dico la verità, ho detto ok, è rigore, punto, basta. Infatti quando è andata avanti l'azione stavo insieme chiaramente ai miei zii, un po' con le persone con cui guardo solitamente la partita, ho detto io è rigore, hanno pazziato proprio, mo lo chiameranno, lo andranno a rivedere perché ne hanno chiamati già 50 in Serie A così, cioè li chiamano sempre, li fischiano sempre, quindi lo andranno a rivedere. Infatti Doveri va a rivedere e come da copione sostanzialmente assegna il rigore. Çalhanoğlu freddissimo questa volta, anche se ci è mancato poco che lo sbagliasse il rigore, insomma, che ha colpito il palo, e l'Inter torna in vantaggio. E questa cosa, ragazzi, naturalmente poteva totalmente ammazzare il Napoli. Io un po' di paura, vi dico la verità, l'ho avuta, perché ho detto cazzo, una volta la recuperi a San Siro, 2 volte comunque tosta, mancavano giusto una quindicina di minuti, perché poi quando si comincia ad arrivare più sotto alla fine della partita si comincia solitamente in Serie A a giocare un po' di meno, c'è qualche fallo in più. Infatti anche Doveri, che comunque, ripeto, ha arbitrato tendenzialmente un'ottima partita, più che un'ottima partita, ha fischiato un pochino di più verso la fine, quindi ho detto cazzo, rischiamo chiaramente di non uscircene nemmeno con un pareggio. Però la cosa che mi ha fatto impazzire totalmente della squadra di Conte ieri, e che ci continua a confermare che le squadre di Conte veramente non muoiono sostanzialmente mai, veramente mai, è che non si è disunita, nonostante l'espulsione dell'allenatore, che mi stavo quasi dimenticando, perché chiaramente Conte, insomma, lo conosciamo tutti, evidentemente per lui in quel momento il rigore era totalmente inesistente, quindi secondo me ha perso capo, capita, insomma, lo conosciamo, non lo scopriamo ieri Antonio Conte, quindi si è esaurito probabilmente anche da quello successo mercoledì a Verona e da tante altre situazioni, dall'adrenalina della partita. Probabilmente ha mandato a cagare un po' tutti, ha detto vergogna a destra e a sinistra, e chiaramente è stato naturalmente espulso, anche giustamente direi, non mi permetto di dire cose diverse. E quindi nonostante anche l'episodio dell'espulsione dell'allenatore,
Il Napoli, la cosa che mi ha fatto ripetere, mi ha fatto impazzire, è che non ha perso la testa. Non ha perso la testa guidato da un fantastico Scott McTominay, ragazzi, che è in assoluto il leader tecnico ed emotivo della squadra, in assoluto. E ha ricominciato dopo un altro piccolo, chiaramente qualche altro minuto di sbandamento, a riprendere un po' in mano la partita, nel senso più che altro ad equilibrare il gioco, e poi con una palla da un cross di Politano, un pallone che sembrava praticamente perso verso il fondo, finalmente, possiamo dire finalmente, Noah Lang fa una delle giocate, insomma, migliori probabilmente della sua stagione, perché praticamente salva un pallone, recupera un pallone già morto sul fondo, lo rimette in mezzo, e poi ragazzi c'è Scott McTominay che permettetemi di dirlo, è un cazzo di fenomeno, perché lì si coordina in 3,5 secondi e la mette alle spalle di Sommer, o Sommer come dice Pierluigi Pardo. Ed è stato un gol fondamentale per una serie di motivi, perché poi dal momento del gol in poi è successa poca roba. C'è stato un palo dell'Inter che onestamente cioè, se segnava lì mi incazzavo come un animale, perché non meritavano di vincere dal mio punto di vista, e pareggio che alla fine invece risulta tutto sommato giusto, anche se secondo me il Napoli ha giocato meglio, e per questo dicevo all'inizio, secondo me c'è un po' l'amaro in bocca, perché probabilmente si poteva cercare di fare qualcosa in più, magari con qualche cambio in più che non abbiamo. E vi stavo dicendo, ragazzi, permettetemi di dire che Scott McTominay è veramente un cazzo di fenomeno, perché è un giocatore che veramente resta sempre sul pezzo. Ha fatto un errore ad inizio partita da cui è arrivato il gol di Di Marco, quindi sono errori che a volte possono buttare giù. Lui si è ripreso, ha ripreso la partita una prima volta, l'ha ripresa una seconda volta, e naturalmente non poteva finire che con il premio dell'MVP della giornata, perché veramente penso che abbia dominato, come fa nella maggior parte delle partite in cui gioca. Secondo me abbia totalmente dominato la partita dal punto di vista tecnico, emotivo, comportamentale, cioè veramente è trascinante, e avere dei giocatori così fa veramente solo bene al Napoli. Quindi in conclusione, questa partita non è stato solo un pareggio, non è stato solo lo scontro tra due squadre che probabilmente insieme al Milan e a qualcun altro potrebbero giocarsi il campionato fino alla fine. È stato anche un messaggio mandato al Napoli, al calcio italiano sostanzialmente, non solo per questa stagione, perché non si parla di questa stagione in sé, ma si parla in generale. Un messaggio chiaro è dire: noi siamo una squadra vera, non siamo più una squadra che dopo un successo crolla, siamo una squadra che entra in campo e può giocare contro tutti ovunque. Bene, io, questa era la mia analisi a freddo di Inter-Napoli. Scrivetemi nei commenti se vi soddisfa il pareggio a Milano contro l'Inter, oppure vi è rimasto un po' l'amaro in bocca. A me personalmente mi è rimasto un po' l'amaro in bocca, vi dico la verità. E se pensate che Scott McTominay continua ad essere ancora ad oggi il miglior giocatore della Serie A. Noi ci vediamo con la prossima analisi a freddo, ma mi raccomando, non perdetevi la live di stasera con il caffè del lunedì, dove saremo in live io, Fernando e Andrea per parlare naturalmente sempre e ancora di Inter-Napoli.